Il cartello sociale di Agrigento incontra il prefetto Caccamo per illustrare le gravi criticità del polo universitario di Agrigento. Positivo il bilancio dei condoni e dei permessi di costruzione al Comune di Agrigento nel 2025, incassati complessivamente circa 1.800.000 euro. Crescono i parti indolori all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, circa 900 nel corso del 2025. Richiesta di arresto per il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso dalla procura di Caltanissetta, contributi pilotati per un'associazione nissena Gente Emergente, tentata truffa a una coppia di anziani del finto maresciallo dei Carabinieri a Castrofilippo. Al via le procedure per l'iscrizione all'albo dei fornitori del libero consorzio comunale di Agrigento. La produzione televisiva Macari, scritta dall'agrigentino Savatteri, ricerca attori per le nuove puntate della fiction prodotta dalla Palomar e trasmessa dalla RAI. A 10 anni dalla vittoria dell'Akragas che la portò nei professionisti, ritorna ad Agrigento Vincenzo Feola. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, venerdì 16 gennaio. Il cartello sociale di Agrigento ha incontrato ieri il prefetto Caccamo, illustrando non solo l'inaccettabile ritardo nella definizione della governance del consorzio, ma soprattutto il deterioramento delle condizioni finanziarie, che mette seriamente a rischio la sopravvivenza dello stesso polo e il diritto allo studio nella nostra provincia. Il servizio. Il cartello sociale di Agrigento, formato dalla CGIL, UIL, CISE e l'unità pastorale della diocesi agrigentina, al termine dell'incontro avuto con il prefetto di Agrigento Caccamo, esprime apprezzamento per l'attenzione e la sensibilità dimostrate dal rappresentante del governo nei confronti di una situazione che ormai ha assunto caratteri di vera e propria emergenza sul grave stato di impasse in cui versa il consorzio universitario agrigentino EQUA. La paralisi che sta soffocando il consorzio universitario, affermano i rappresentanti del cartello sociale, non è il frutto di cause esterne o inevitabili, ma è il risultato diretto di uno scontro politico interno a una coalizione di partiti che esprime la maggioranza sia a livello locale che regionale. È uno scontro incomprensibile che si consuma sulla pelle degli studenti, dei lavoratori, dell'intero territorio, rischiando di produrre danni irreversibili. Il cartello sociale di Agrigento ha rappresentato al prefetto Caccamo non solo l'inaccettabile ritardo nella definizione della governance del consorzio universitario, ma soprattutto il deterioramento delle condizioni finanziarie che sta mettendo a serio rischio la sopravvivenza dello stesso consorzio universitario e il diritto allo studio nella provincia di Agrigento. Di fronte a questo quadro allarmante, il prefetto Caccamo, dopo aver ascoltato le istanze del cartello sociale, si è impegnato a convocare con urgenza i sindaci componenti dell'assemblea del consorzio al fine di richiamare le responsabilità istituzionali e sollecitare una soluzione immediata sull'attuale fermo. Il cartello sociale di Agrigento ribadisce pertanto che non è più tollerabile alcuna perdita di tempo, la politica assuma finalmente decisioni chiare e responsabili, ogni ulteriore rinvio equivarrà a una precisa scelta politica di cui qualcuno dovrà assumersi pubblicamente la responsabilità anche in relazione allo stato di agitazione proclamato dal personale dipendente. Con il quarto trimestre del 2025 si chiude non soltanto un anno di lavoro, ma un intero ciclo amministrativo avviato nell'ottobre del 2020, durante il quale il settore dell'edilizia privata e della regolarizzazione urbanistica è stato oggetto di un'azione continua, strutturata e tutt'altro che scontata. Per il 2025 registra circa 789.000 euro di entrate dalle sanatorie edilizie e oltre 1 milione di euro dai permessi di costruzione. Questi i dati forniti dall'assessore al ramo Gerlando Principato. L'approfondimento. Con il quarto trimestre del 2025 si chiude un anno di lavoro, ma un intero ciclo amministrativo avviato nell'ottobre del 2020, durante il quale
Il settore dell'edilizia privata e la regolarizzazione urbanistica è stato oggetto di un'azione continua, strutturata e tutt'altro che scontata. Ad affermarlo oggi è l'assessore Gerlando Principato ai lavori pubblici del Comune di Agrigento, che afferma che nel periodo ottobre-dicembre 2025 il Comune di Agrigento ha continuato a garantire operatività, certezza dei procedimenti e risposte concrete ai cittadini e ai professionisti, consolidando un percorso che oggi può crescere legittimamente in termini di consuntivo dell'attività svolta. Nel quarto trimestre del 2025, afferma Principato, sono stati incassati 244.000 euro dalle sanatorie edilizie e 275.000 euro dai permessi di costruzione, dati che si inseriscono in un quadro annuale che per l'anno 25 registra circa 789.000 euro di entrate dalle sanatorie edilizie e 1 milione di euro dai permessi di costruzione. Dal 2020 al 2025, grazie al lavoro sugli strumenti della sanatoria e dei condoni edilizi, sono stati regolarizzati centinaia di immobili, con un recupero complessivo di oltre 4,6 milioni di euro di entrate per il Comune stesso. È un risultato che va ben oltre il finanziario, significa valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, superamento di situazioni irrisolte da tanti anni e restituzione e certezza all'urbanistica della città. Parallelamente, continua l'assessore Principato, nello stesso arco temporale il settore dei permessi di costruzione ha prodotto oltre 5,6 milioni di euro di entrate, a conferma non solo della vitalità dell'edilizia agrigentina, ma soprattutto della fiducia di cittadini e professionisti verso l'amministrazione, che ha scelto di puntare su semplificazione e rispetto delle regole. Si tratta di risorse fondamentali che il Comune ha potuto reinvestire direttamente sul territorio con la manutenzione e la riqualificazione delle strade, la valorizzazione del verde pubblico, interventi di rigenerazione urbana, manutenzione straordinaria, edilizi scolastici, immobili comunali, manutenzione delle acque bianche. Questi risultati sono frutto di automatismi e congiunture favorevoli, ma è il prodotto di un lavoro quotidiano fatto di riorganizzazione degli uffici, risultati che assumono ancora più valore se si considera che nel corso di questi anni gli uffici hanno progressivamente perso personale, operando spesso con un numero ridotto di tecnici e amministrativi. Dietro questi numeri ci sono persone, poco rispetto alla mole di lavoro affrontata, funzionari, tecnici e amministrativi, operatori comunali che hanno operato e lavorato con competenza e serietà. Questi risultati, proprio per le condizioni in cui sono stati ottenuti, sono per me, afferma l'assessore Principato, motivo di orgoglio. A loro va il mio ringraziamento più sincero, perché è grazie al loro impegno se questi risultati sono stati raggiunti. Cresce in modo significativo il ricorso ai parti indolore presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e si consolida il ruolo di un servizio ormai essenziale per il benessere delle future mamme, saliti a circa 900 nel 2025 con una copertura dell'80% dei parti spontanei in nostro servizio. Cresce in modo significativo il ricorso alla parto-analgesia ad Agrigento e si consolida il ruolo di un servizio essenziale per il benessere delle future mamme. I dati relativi agli ultimi anni confermano un trend costantemente positivo. Nel 2024 sono state effettuate 849 procedure, salite a 900 nel 2025, con una copertura dell'80% dei parti spontanei. È stato un aumento progressivo rispetto al 74% del 2023 al 68% del 2022, che testimonia la fiducia delle donne e l'elevata qualità dell'assistenza offerta. Il servizio di parto-analgesia è attivo fin dall'aprile del 2022 e rappresenta un punto di riferimento fondamentale all'interno del percorso delle nascite. La presenza continuativa di un anestesista dedicato alla sala parto operativo 24 ore su 24 garantisce la sicurezza del percorso materno-fetale, un'assistenza tempestiva e qualificata in ogni fase del parto. L'equipe anestesiologica si occupa dell'analgesia nel travaglio di parto attraverso tecniche perimidollari, analgesia peridurale, analgesia combinata, spino-epidurale, che consentono di controllare efficacemente il dolore, favorendo un parto naturale e spontaneo.
In caso di parto cesareo, l'anestesista esegue l'anestesia, monitora le funzioni vitali in sala operatoria e assicura un adeguato trattamento del dolore post-operatorio. Il servizio risponde a un bisogno reale e crescente. Se per alcune donne il dolore del travaglio è affrontabile, per altre può rappresentare un ostacolo che impedisce di vivere serenamente un momento fondamentale come la nascita di un figlio. La possibilità di accedere alla parto-analgesia consente di affrontare il parto con maggiore tranquillità, consapevolezza e sicurezza. Per usufruire del servizio è prevista una visita anestesiologica dopo la 36esima settimana di gravidanza, durante la quale l'anestesista valuta le condizioni cliniche della partoriente, acquisisce un consenso informato e consapevole. A supporto di questo percorso, l'ospedale organizza regolarmente incontri formativi tra gli anestesisti e le future mamme nell'ultimo trimestre di gravidanza, con l'obiettivo di fornire indicazioni complete sull'analgesia in travaglio e sull'anestesia per il parto cesareo. Il servizio di parto-analgesia afferisce all'unità operativa complessa di anestesia, rianimazione e terapia intensiva dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, diretta dal dottor Gerlando Fiorica e coordinata dalla dottoressa Rosi Alessi. Fanno parte dell'equipe degli anestesisti i medici Deborah Andoloro, Erika Barbato, Salvatore Campanella, Mauro Catania, Alessandro Dispensa, Federico Sciortino, Giovanni Guccione, Calogero Milazzo, Alice Mirasola, Pietro Mirasola, Marco Cipinti, Salvatore Lopiccolo, Pietro Pisciotto, Massimiliano Pinelli, Francesca Principato, Paolo Sgarito, Melania Vella e Andrea Vullo. La Procura della Repubblica di Caltanissetta ha chiesto gli arresti domiciliari per il deputato dell'Assemblea regionale siciliana Michele Mancuso di Forza Italia, eletto nella provincia di Caltanissetta, con l'accusa di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio in riferimento a contributi pubblici pilotati a favore dell'associazione Gente Emergente il Servizio. La Procura di Caltanissetta ha chiesto gli arresti domiciliari per il deputato dell'Assemblea regionale siciliana, onorevole Michele Mancuso di Forza Italia, eletto nella provincia di Caltanissetta, con l'accusa di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio in riferimento a contributi pubblici pilotati a favore di un'associazione. Stessa misura è stata richiesta per Lorenzo Ricoli e rappresentanti legali e componenti dell'associazione ASD, Gente Emergente, Ernesto Trapanese, Emanuela Trapanese e Carlo Razzioli in qualità di corruttori. A questo e a un ulteriore indagato non destinatario della richiesta di arresto, Eugenio Bonafini, a cui non è stata indicata l'ipotesi corruttiva. Si contesta la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Oggi i poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta e il personale della SCO di Roma hanno notificato l'invito a comparire per rendere interrogatorio l'emesso dal GIP di Caltanissetta nei confronti del deputato Mancuso di Tricoli, Trapanese, Emanuela Trapanese e Rizzioli. L'accusa a carico del deputato di Forza Italia Mancuso fa riferimento all'ipotesi di ricezione da parte del politico per un importo complessivo di 12.000 euro consegnato in 3 occasioni diverse sino al 5 maggio scorso per favorire l'associazione Gente Emergente quale destinataria di fondi pubblici pari a 98.000 euro per la realizzazione di spettacoli nella provincia di Caltanissetta, stanziati con apposita legge regionale. Agli altri indagati è stata contestata l'ipotesi di truffa aggravata per avere dedotto mediante fatture costi fittizi per 49.000 euro ai danni della regione siciliana. La Procura della Repubblica di Caltanissetta ha delegato il personale della Polizia di Stato per dare esecuzione al provvedimento del GIP con cui è stato disposto il sequestro preventivo delle somme che sarebbero state illecitamente e indebitamente percepiti da alcuni indagati per un ammontare complessivo di 69.496 euro. Disposte alcune perquisizioni, tra le quali presso l'ufficio del deputato, con esclusione delle strutture del partito di appartenenza. Nel presente procedimento non sono stati indagati altri appartenenti all'Asse, come sottolinea il procuratore della Repubblica Salvatore De Luca in un suo comunicato stampa. Operazione della Guardia di Finanza di Messina nel settore delle sostanze stupefacenti. I colleghi di Messina. 4 kg di hashish sono stati sequestrati e un corriere arrestato, nell'ambito di un'operazione condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Messina,
con la collaborazione dei colleghi di Reggio Calabria. L'intervento si inserisce nei controlli sui passeggeri e sui veicoli in transito sullo stretto. I militari del gruppo di Messina hanno fermato un'automobile appena giunta dalla costa calabrese. Alla guida c'era un uomo già noto alle forze dell'ordine, che è apparso subito visibilmente nervoso. Fondamentale è stato il contributo dell'unità cinofila. Il cane antidroga ha individuato la presenza di stupefacente nascosta tra il tettuccio e il rivestimento interno del veicolo. All'interno del veicolo sono stati scoperti 40 panetti di hashish, del peso di 50 grammi ciascuno, per un totale di circa 2 kg. Considerati i precedenti dell'uomo, anche legati a reati di droga, i finanzieri hanno deciso di estendere i controlli alla sua abitazione situata nel Reggino. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri 2 kg di hashish, confezionati con lo stesso simbolo dei panetti sequestrati a Messina, caratterizzati dall'immagine della bandiera spagnola. Secondo le stime, la vendita al dettaglio della droga avrebbe potuto generare un profitto di circa 40.000 euro. Sulla base degli elementi raccolti, l'uomo è stato arrestato e trasferito presso il carcere di Gazzi, a Messina. Al culmine dell'ennesima lite, dopo averla insultata e minacciata, si sarebbe addirittura scagliato contro di lei, mettendole le mani addosso. I carabinieri di Canicattì hanno infatti arrestato un trentenne del posto per i reati di maltrattamento in famiglia, lesioni e minaccia. L'uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe aggredito la compagna, una ragazza poco più giovane. Sono stati alcuni residenti del luogo, dopo aver sentito il trambusto proveniente dall'abitazione, a chiamare le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma che hanno scongiurato il peggio. Il trentenne è stato arrestato e portato in carcere. Avviato il codice rosso, il protocollo che mira a tutelare le donne vittime di violenza. Hanno ricevuto una chiamata con la quale un sedicente appartenente all'Arma dei Carabinieri li avvisava dei guai giudiziari della figlia, protagonista un fantomatico incidente stradale. Il finto maresciallo inoltre avrebbe avanzato richieste di denaro per evitare ulteriori problemi alla moglie. Una coppia di coniugi pensionati di Castrofilippo, lui 83 anni, lei 78 anni, ha fiutato la truffa e non appena il malvivente si è presentato davanti alla porta di casa per ritirare il denaro è stato cacciato via. Marito e moglie poco dopo hanno chiamato i veri carabinieri denunciando il tentativo di truffa. I poliziotti della questura di Agrigento hanno effettuato nei giorni scorsi mirati accertamenti finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza e della normativa prevista per gli esercizi commerciali che offrono spettacoli di intrattenimento al pubblico. L'attività di controllo svolta dagli agenti del commissariato della pubblica sicurezza di Sciacca rientra in una più ampia strategia di prevenzione disposta dal questore di Agrigento Tommaso Palumbo, volta a contrastare l'esercizio abusivo di attività di pubblico spettacolo e il rispetto delle prescrizioni contenute nelle licenze e nelle autorizzazioni. Nel corso delle verifiche, nonostante un'attività commerciale oggetto di controllo fosse regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo, con accesso regolamentato e presenza di personale addetto al controllo degli ingressi, sono state riscontrate varie irregolarità sotto il profilo della sicurezza, anche con riferimento all'impiego di personale non abilitato ai servizi di vigilanza. Alla luce delle violazioni accertate sono state avviate le procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente. Al titolare del locale, già teatro nei mesi precedenti di una violenta aggressione ai danni di 2 giovani, è stata notificata la sospensione per 5 giorni dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande adottata dal questore di Agrigento. I controlli proseguiranno su tutto il territorio della nostra provincia con l'obiettivo di garantire la sicurezza degli avventori, il rispetto delle regole e la tutela della legalità nel settore dei pubblici spettacoli.
L'ingresso della stagione fredda, come ogni anno, fa tornare attuale la criticità che riguarda gli impianti di riscaldamento nelle scuole del capoluogo e della sua provincia. Impianti a volte in disuso, altre guasti, creano grandi difficoltà tra gli studenti costretti a seguire le lezioni in aule fredde e sicuramente poco confortevoli. Oggi la protesta a Palermo ha visto protagonisti rappresentanti di alcune scuole della città. Anche la CGIL è scesa in piazza insieme agli studenti diretti in corteo nella sede della città metropolitana. Che succede al Nautico? Anche quest'anno freddo? Anche quest'anno freddo, non ci sono riscaldamenti, non ci danno modo di poter seguire le lezioni tranquillamente. Diciamo che è diventata un pochettino, non dico frustrante, ma quasi. C'è troppo freddo, ci assentiamo praticamente 2-3 volte a settimana per il freddo perché non ci danno possibilità di riscaldarci. Chiediamo soprattutto in realtà scaldini o comunque stufetto, un qualcosa del genere, ma ci dicono sì, però non ci danno nulla. Ecco, anche quest'anno il problema è il freddo. Il problema è il freddo parzialmente. La nostra scuola si ha rilevato problemi con il freddo, sia in centrale in cui i riscaldamenti non sono in funzione, oppure condizionatori rotti e non aggiustati, quindi non funzionanti, ma anche in succursale presso il liceo Alessandro Volta. La situazione è grave perché un impianto appena inaugurato da un anno già presenta delle criticità e dei guasti che speriamo che possano essere sistemati, perché già la situazione si protrae da una settimana a questa parte. L'altro problema di cui stavo parlando è l'intonaco, un pezzo di intonaco dal tetto che ha ceduto mentre si frequentava la lezione in classe, e purtroppo è successa la tragedia e sono state dichiarate altre 5 aule inagibili. Ora questi controlli sono stati già effettuati, ma forse sottovalutati da chi di competenza, ed è nel nostro interesse adesso, visto che sono previste turnazioni anche pomeridiane, di risolvere il problema il più presto possibile. Quindi questo è un appello che lancio alla città metropolitana e alla regione siciliana e a tutti quelli a cui compete, di sistemare il più presto il problema. Sono problemi cronici conosciuti ormai da tanti anni, al di là delle amministrazioni e del colore politico che amministra la città. Noi come FLC CGIL non possiamo non scendere al fianco degli studenti che ovviamente reclamano un diritto sacrosanto, quello ad avere delle scuole calde, accoglienti, senza barriere architettoniche, ma purtroppo questo non avviene in tutte le scuole della nostra città. È stato pubblicato presso la piattaforma digitale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento l'avviso pubblico per l'iscrizione all'albo dei fornitori degli operatori economici qualificati per l'affidamento dei lavori sotto soglia il servizio. Pubblicato presso la piattaforma digitale dell'ente del Libero Consorzio l'avviso pubblico per l'iscrizione all'albo dei fornitori degli operatori economici qualificati per l'affidamento dei lavori sotto soglia, come stabilito dal decreto legislativo del 2023 e quello successivo del 2024. L'albo, a cui i requisiti sono inseriti nel regolamento, ha lo scopo di definire un elenco di operatori economici qualificati per individuare i soggetti da invitare a presentare offerte per affidamenti diretti e procedure negoziate. L'iscrizione all'albo del Libero Consorzio è aperta a tutti gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti richiesti. Il consigliere provinciale Cultrera, delegato alle viabilità del Libero Consorzio Comunale, esprime ringraziamento al dirigente del settore Michelangelo Di Carlo e all'intero staff per il prezioso lavoro svolto, che garantisce trasparenza, rotazione e economicità dell'azione amministrativa. L'iscrizione all'albo del Libero Consorzio, ha dichiarato il presidente Giuseppe Pendolino, è possibile attraverso una modalità telematica sulla piattaforma, nel rispetto dei principi non discriminanti, parità di trattamento, proporzionalità, concorrenza, rotazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Una procedura trasparente, ha affermato il presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino, che consentirà agli operatori economici qualificati di iscriversi regolarmente all'albo dei fornitori per poi essere invitati a presentare le offerte per affidamenti diretti e procedure negoziate. Il tutto ovviamente sul sito del Libero Consorzio di Agrigento.
Incontri istituzionali con i sindaci del territorio della città metropolitana per il monitoraggio delle criticità locali. Ce ne parlano meglio i colleghi di Messina. Con l'inizio del 2026 riprende il percorso di incontri istituzionali con i sindaci del territorio, promosso dal sindaco metropolitano Federico Basile, finalizzato al monitoraggio delle criticità locali nel quadro della riprogrammazione dei fondi destinati ai comuni della città metropolitana di Messina. Nei giorni scorsi si è svolto il primo appuntamento del nuovo anno, che ha visto la partecipazione del direttore generale Giuseppe Campagna, del capo di gabinetto Lalla Parisi e del responsabile del servizio di gabinetto Gaetano Maggioloti, i quali hanno incontrato i sindaci di Milazzo e San Salvatore di Fitalia e il vice sindaco di Merì. Il confronto ha avuto come tema centrale lo stato della rete stradale provinciale, con particolare attenzione ai collegamenti tra centri abitati, aree rurali e zone produttive. I primi cittadini hanno illustrato criticità e priorità dei rispettivi territori, condividendo proposte operative per una pianificazione più mirata degli interventi di manutenzione. L'obiettivo comune è quello di garantire maggiore sicurezza e accessibilità attraverso una gestione più efficiente delle infrastrutture e una programmazione coerente con le reali esigenze delle comunità locali. Ampio spazio è stato inoltre dedicato alla valorizzazione delle risorse locali, considerato un asset strategico per lo sviluppo dei territori. Patrimoni ambientali e culturali, aree naturalistiche, siti storici, tradizioni artigianali e filiere agroalimentari sono stati individuati come elementi chiave per la costruzione di progetti di promozione integrata e di rilancio economico e turistico. In tale contesto il direttore generale Giuseppe Campagna ha illustrato un progetto informativo destinato al rilancio del turismo, attraverso il coinvolgimento diretto delle eccellenze locali e la partecipazione attiva di tutti i comuni della città. La produzione della serie televisiva Macari riaccende i motori, la quinta stagione è ufficialmente confermata e sono già aperti i casting per l'inserimento di nuovi volti nel cast. Le riprese previste a partire dal marzo del 2026 si protrarranno per circa 15 settimane con set distribuiti tra i luoghi simbolo della provincia di Trapani. La fiction prodotta da Palomar in collaborazione con la RAI è ispirata ai racconti dello scrittore e giornalista agrigentino Gaetano Savatteri, originario per l'appunto di Racalmuto. Anche il nuovo capitolo televisivo sarà legato ai testi letterari dell'autore, in particolare al volume 4 indagini a Macari, pubblicato da Sellerio. L'ambientazione siciliana resta centrale nella narrazione e nella scelta dei personaggi. La ricerca riguarda esclusivamente uomini e donne siciliane di età compresa tra i 18 e i 70 anni. La produzione ha chiarito che non saranno valutate candidature di attori non siciliani a prescindere dalle esperienze professionali maturate in precedenza. L'obiettivo è mantenere una forte coerenza territoriale e linguistica con il contesto della stessa serie televisiva. Linea alla regia per la pubblicità. Dal laboratorio al mercato a Palazzo Steri a Palermo il primo Investor Day, dove sono stati presentati 8 progetti imprenditoriali ad alto impatto tecnologico e ambientale dell'Università di Palermo. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Oggi l'Investor Day, il punto finale del progetto di Venture Building. Che cos'è e quale valore aggiunto porta all'università e al mercato? Questo è un progetto innovativo che pone l'Ateneo di Palermo al pari dei principali atenei internazionali. Oggi è la chiusura di un cerchio iniziato a luglio scorso, attraverso il quale abbiamo chiesto all'Ateneo di Palermo, alla comunità, di rivedere i risultati di ricerca in chiave imprenditoriale. Siamo partiti con più di 150 ricercatori coinvolti, 24 iniziative, tutte
tutte lodevoli. Il percorso prevedeva già una selezione di queste e si è arrivati a selezionarne 8, quelle che hanno una maggiore maturità, maggiore capacità di creare un impatto sul mercato. Perché questo? Perché oggi si presentano degli investitori con una proposizione importante di valore sul tema della biodiversità, che è un tema che riguarda tutti, e quindi diciamo è un progetto strategico per l'Ateneo, perché al di là di porsi all'avanguardia e al pari di tutti i principali atenei internazionali, ma è un modo per cercare di trasferire i risultati della ricerca al mercato, creando anche delle opportunità per altri giovani colleghi che possano in questo modo continuare il loro percorso anche di ricerca all'interno di questo ecosistema che vogliamo sviluppare. Qual è l'importanza oggi della ricerca applicata al mercato? È un'importanza fondamentale, soprattutto quando si vuole trasformare in qualcosa che produce economia e produce valore soprattutto per il capitale umano che l'Università di Palermo forma, consentendo ai giovani ricercatori, o se vogliamo ai giovani formati all'università, di poter rimanere nella loro terra e vedere concretizzato i loro sogni. È una cosa fondamentale avere un approccio che tenda a collegare l'università e i centri di ricerca con applicazioni reali, concrete, che possono produrre innovazione, ma innovazione non fine a se stessa, ma che possa produrre valore nella società. In questo giorno ci troviamo un evento importante perché non solo innovazione, ma innovazione verso la sostenibilità, che è un fattore chiave per il futuro di noi tutti. Come fondi di investimento cerchiamo sempre di investire in aziende che non solo portano innovazione, ma che sono sulla frontiera dell'innovazione, che possono portare valore cosiddetto disruptive, cioè portare una separazione netta forse col passato, ma portando qualcosa di reale e concreto per il valore della società. A circa 10 anni dalla cavalcata trionfale che riportò l'Acragas tra i professionisti, Vincenzo Feola è tornato ad Agrigento, un ritorno quasi naturale, dettato dal lavoro ma soprattutto dal cuore, che lo ha riportato al campo di Fontanelle per assistere all'allenamento dei biancazzurri. L'intervista. Allora, mister, intanto bentornato ad Agrigento, eri qua di passaggio e non hai potuto fare a meno di venire a vedere l'Acragas, gli allenamenti. Sì, è un piacere ritornare in un posto dove ho lasciato parte di me dopo un'annata così strepitosa, e poi ho tanti amici, sono rimasto in ottimi rapporti con diverse persone, diverse famiglie, soprattutto con la famiglia veneziana. È un piacere ritornare qui ad Agrigento. 10 anni esatti da quella cavalcata trionfale, il ritorno tra i professionisti è stato ed è sempre targato Feola. Sì, sono ricordi, però dispiace vedere oggi l'Acragas in promozione e spero e mi auguro che ritorni al più presto dove merita la città, dove merita il pubblico, dove merita la gente, perché Agrigento merita altre categorie. Facciamo ancora qualche passo indietro, torniamo a 10 anni fa. Quali sono i ricordi più belli, più significativi? I ricordi sono tantissimi, dal mio arrivo alla fine del campionato, una cavalcata bellissima, a merito di un gruppo straordinario, una società importante, un direttore importante, tutto. Che ricordo quando la festa della partita della vittoria matematica, che è stata una bolgia e un entusiasmo. La cosa bella è che aver dato un'emozione a quella gente dopo 35 anni è stata la soddisfazione più bella e più grande, perciò ricordo con affetto quegli attestati di stima da parte della gente. Ecco, il ritorno del pullman in città di notte, accolto dalla piazza piena di gente. E queste sono le soddisfazioni, le cose più belle. Io spero, sono sincero e mi auguro di cuore di poter rivivere, e gli auguro alla gente di Agrigento di rivivere quei momenti bellissimi. Qui c'è Gambino, tu lo ricordi, l'hai allenato? Peppo l'ho allenato, ho il piacere di allenarlo, un grande attaccante, e spero e mi auguro che faccia il gol per riportare almeno quest'anno l'Acragas in eccellenza. Hai visto che si sta muovendo qualcosa anche dal punto di vista delle infrastrutture? Lo Stele Seneto in questo momento è un cantiere e si sta realizzando un impianto di illuminazione. Dopo tanti anni era ora che
che facessero questo impianto di illuminazione, perché è stato sempre caratterizzato da questo discorso che non c'erano le luci, non si poteva fare la Lega Pro, e non c'erano investitori per questo motivo. E questo secondo me sarà un bell'inizio, sarà un punto di inizio, un punto importante per chi vorrà investire nell'Agragas, perché avrà la possibilità di poter fare categorie importanti con l'illuminazione. Questo calcio siciliano, facciamo una panoramica, solo una squadra in Serie B, 2,5 in C, e poi? E poi c'è il vuoto ed è un peccato, perché Messina, Catania, Trapani, Caltanissetta meritano altri palcoscenici. Siracusa, meno male il Palermo è l'unica nota positiva, e spero e mi auguro che ritorni in Serie A, così possa essere da traino alle altre città e alle altre squadre, perché veramente la Sicilia merita, e penso che c'è bisogno un pochino più di cultura, di mentalità e di pazienza, perché oggi nel mondo del calcio si vuole tutto e subito e non è facile. Vediamo adesso un servizio curato dai colleghi di Messina su San Piero Patti, la storia del borgo tra foto e cimeli. E per tutto il periodo delle festività natalizie i visitatori, ma anche i cittadini di San Piero Patti, hanno potuto ammirare foto e tanti altri oggetti qui all'interno di questo locale, proprio nella Piazza Duomo. Sì, questo è un omaggio, diciamo, possiamo definirlo così, fatto alla cittadinanza da Salvatore Arlotta, detto Piuppis, inteso così in paese. Salvatore Arlotta è devo dire che è un'eccellenza sanpietrina. In che senso? Nel senso che è un grande cultore della storia e delle tradizioni di questo paese, grandissimo collezionista. E questa mostra è il frutto di anni e anni di raccolta di qualsiasi tipo di documento che riguardi San Piero Patti. Lui colleziona di tutto, a partire dalla fotografia ad arrivare ai gadget, libri, materiale turistico, promozionale. Ecco, questa mostra è veramente un coacervo di sanpietrinità, possiamo definirlo così. Diciamo che è la seconda edizione della mostra, perché la prima volta Salvatore ci ha proposto di realizzare una mostra di questo tipo per la scorsa edizione dei festeggiamenti in onore di San Biagio. In quell'occasione la mostra era un po' più piccola, questa volta per le festività natalizie ha deciso di omaggiarci con un'esposizione molto più ampia, approfondita, e quindi ha dato fondo veramente al suo archivio personale. E tra l'altro devo dire che è stata un'iniziativa molto apprezzata. Noi ovviamente come amministrazione comunale l'abbiamo sposata sin da subito, dando, diciamo, il patrocinio e il sostegno a questa iniziativa, ed è molto visitata, a parte che si trova in un locale molto centrale qui in Piazza Duomo, e sono tantissimi visitatori sanpietrini di ogni età che, incuriositi, vengono qui a visitarla ogni giorno e a rivedere, a riscoprire storie, pagine, ecco, del passato di questo paese. C'è di tutto, da foto di squadre di calcio, le famose foto scolastiche, foto che riguardano la banda musicale, ma non solo, ritagli di giornale, libri, tesi di laurea che sono state date e che hanno riguardato proprio San Piero Patti. C'è veramente di tutto, e noi non possiamo essere contenti di questo, e ringraziamo Salvatore Arlotta per questo suo impegno per la memoria e la tradizione di questo paese. Salvatore, hai portato tanti oggetti conservati per tanti anni nel cassetto. Sì, molti anni, è dal 92 già che faccio questa raccolta, e tutto su San Piero, oggettistica, foto, video che mancano comunque nella mostra, e tante altre cose comunque. Ecco, ci sono tante foto, ma ce n'è qualcuno in particolare che ti regala più emozioni? Ma sicuramente quello del film Mafia alla sbarra, girato qui proprio nel paese nel 62. Era uno dei pochi cimeli più importanti, diciamo. Com'è nata questa passione? Questa passione è nata, diciamo, alle scuole medie con il mio professore Franco, che mi ha trovato in un diario degli articoli di giornale,
E da lì lui mi ha incominciato a inculcare diverse cose. L'auspicio è quello di poter raccogliere sempre più materiale? Sì, l'auspicio è proprio quello di raccogliere molto più materiale e di rendere partecipe anche ai sempetrini per ora, agli immigrati se ci riesco in estate. Devo ringraziare comunque l'amministrazione comunale, il signor Enrico Giuttari, che quando io sono qui al lavoro lui gentilmente mi apre la mostra, e lo staff del Non Solo Pizza, il dottor Diego Anzà e tutte le persone che hanno visitato la manifestazione. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.